Per una squadra è la prima gara casalinga per dimenticare la sconfitta di Falconara e provare in un altro impegno sulla carta proibitivo a muovere la classifica per l'avversario odierna. Invece un'altra partita utile a rafforzare le proprie velleità di alta classifica e di confermarsi a punteggio pieno dopo 2 giornate. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto. È la seconda giornata del campionato di Serie A Tesis. È Audace Calcio a 5 Verona, CMB Futsal Team. Le rinnovatissime rossonere di Andrea Rossi hanno perso all'esordio sul campo dell'Ocasa Falconara, anche se il risultato al momento in sospeso per il preannuncio di reclamo da parte della società veronese. Le lucane di Massimiliano Neri sono invece uscite rafforzate dal mercato estivo, si candidano ad essere una delle più serie candidate allo scudetto e vogliono dare continuità al netto successo all'esordio ottenuto contro il Cagliari. Andiamo subito alla lettura delle formazioni dei due roster a disposizione dei due tecnici. Partiamo dall'Audace Verona di Andrea Rossi con in rigoroso ordine numerico 3 Puttoff, 7 Chiara Persiano, 8 Ferrari, 9 Melissa Barban, 14 Ficeto, 21 Maretti, 26 Natascia Barban, 27 Zardini, 29 Alessia De Luca, 33 Morosini, 77 Evelyn Luana Tosetto, 95 Santi. Per il CMB Futsal Team invece la formazione lucana allenata da Massimiliano Neri con l'1 Di Biase, 2 Vanin, 3 Lo Popolo, 4 Tatti, 7 Ion, 9 Renatigna, 11 Belli, 12 Bergamotta, 17 Marta, 19 Casiero, 20 Carpinetta, 77 Valendino. Terna arbitrale quest'oggi presente presso l'impianto Lupatotino con i due arbitri che sono Martina Piccolo di Padova, il secondo Davide Copat di Pordenone, al crono Ignazio Crescenti di Vicenza. È tutto pronto dunque per dare il via alla prima partita casalinga dell'Audace Verona, la prima partita stagionale al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto. Audace Verona che attaccherà in questo primo tempo da sinistra a destra dei vostri schermi con la prima casacca, quella di casa, quella rosso-nera con pantaloncini neri, calzettoni neri. Dall'altra parte in completo azzurro il CMB da destra a sinistra. Formazione di Neri che ha debuttato con un secco netto 5-1 al Cagliari nella prima giornata al Pala Saponara di Salandra con la tripletta di Vanin e la doppietta di Marta per il Cagliari, per le sarde, unica rete quella di Pellegrini, l'ex kick-off. Dall'altra parte invece l'Audace che con un risultato ancora subiudice ha comunque perso 5-0 al Pala Badiali di Falconara Marittima contro l'Ocasa Falconara, campione d'Italia in carica dopo la vittoria appunto dello scudetto lo scorso giugno in finale 4-3 sul Pescara. È tutto pronto, attendiamo solo il fischio della prima direttrice di gara oggi, Martina Piccolo della sezione di Padova. Tutto è pronto, si attende forse qualche verifica. Ora un cenno tra i due arbitri, appunto Piccolo e Copat. Il primo pallone fatto rotolare da Marta, dalla spagnola numero 17. È cominciata dunque Audace Verona CMB Futsal Team con il CMB subito in possesso palla, squadra attesissima in questo campionato, in questa Serie A Tesis 2025-2026, nuovo title sponsor della prima serie, della massima serie femminile italiana Tesis, con appunto un mercato faraonico con gli arrivi di Marta, Tatti, Renatigna, Belli e Valendino a mandare, diciamo, a far considerare la formazione di Neri, l'ex allenatore del Falconara con cui ha vinto tutto, tra le principali candidate al titolo assieme alle solite storiche favorite Tiki Taka, Bitonto, Falconara e Montesilvano, anche se la formazione ex Pescara è stata profondamente rinnovata e smantellata e poi ricostruita nel corso dell'estate. Appunto assieme al CMB si affiancherà in questa stagione la Women Roma, che in queste prime 2 gare di campionato, visto che ha già giocato anche la seconda ieri in anticipo il derby contro la Lazio, è partita a punteggio pieno con 2 prestigiose vittorie contro Tiki Taka e appunto la Lazio. Andiamo in cronaca, sono passati 35 secondi con nulla da segnalare in questo avvio, 35 secondi di gioco con la rimessa laterale in favore dell'Audace, la batte Maretta, all'indietro per Puttoff, su di lei la pressione di Marta, deve lanciare lungo la giocatrice capitano rossonero, la 7ª stagione con la maglia dell'Audace Verona, ininterrottamente dal 2019 l'ex Tiene e Stone 5 Fasano. Tatti allarga per Renatigna, classica posizione di
laterale destro per azionare poi il suo mancino a rientrare, palla poi per Vanin che poi invece azionare il destro, ancora per Marta, Vanin calcia, la deviazione di Puthoff che va ad anticipare, diciamo, il possibile intervento di Zardini. Bello scambio veloce con Vanin che ha ricevuto da Tati, ha scambiato rapidamente nello stretto con Marta, ha calciato, la deviazione di Puthoff sarà il primo calcio d'angolo in favore del CMB, con la conclusione prima di Renata a stamparsi sulla traversa e poi di Vanin fuori misura. Il calcio d'angolo battuto da Tatti all'indietro per Renatigna, gran mancino di prima intenzione che va a stamparsi sulla parte interna bassa della traversa della porta difesa da Zardini. Sulla respinta, sul rimbalzo è stata la più rapida, la più lesta ad intervenire Vanin, l'ex tiki-taka e Chappecot tra le altre. Ha calciato però con il destro fuori misura. Primo pericolo per una delle due porte, primo pericolo nella fattispecie per la porta dell'Audace Verona, oggi difesa da la giovanissima classe 2007 Lucia Zardini, protagonista assoluta dell'Under 19 di Arianna Pomposelli, campionessa di tutto 2 stagioni or sono, tra le migliori giocatrici giovani del panorama italiano. Lo scambio rapido sull'out da parte tra Tosetto e Puthoff, scambio tutto verde oro tra la veterana appunto in maglia rossonera e il neoarrivata, l'ultimissimo tassello aggiunto dalla società del presidente Alessandro Betteghella in quest'estate, l'ex Unidep Pato Branco. Maretti cerca lo scambio con Natascia Barban che termina a terra dopo un contatto che pareva abbastanza veniale, almeno dalla nostra postazione, con Vanin. Fischia piccolo il primo fallo di questa partita, il punteggio che conta ovviamente sullo 0-0 dopo 1 minuto e 34 secondi di gioco, ed è proprio una delle due gemelle Barban arrivate in estate dall'Infinity Futsal Academy, Natascia, classe 2002, a giocare la punizione all'indietro per Puthoff che allarga sulla destra per Maretti, cerca di giocare anche l'Audace con Maretti che però coglie in controtempo, in contropiede. Attenzione a Vanin che calcia, ha battuto rapidissima la rimessa Renata, subito la connessione con Vanin che ha calciato di prima intenzione senza guardare la porta, solo sentendola alle proprie spalle con il destro in diagonale, palla che si è spenta sul fondo, non di molto a quanto pare, sempre dalla nostra postazione, poi lancia nel nulla la rimessa laterale Zardini semplicemente per non far scorrere i 4 secondi e poi va a sporcare Natascia Barban il possesso a Marta, concedendo quantomeno una rimessa laterale in favore della formazione lucana, ospite oggi al Palalupa Totina. In zona d'attacco, lato destro del fronte offensivo CMB, riceve Vanin da Tatti, scambia con Renatigna, ancora Vanin con la suola per Renatigna, Renatigna dentro, cerca senza riuscire a raggiungerla però Marta Peñalver Ramon, ex giocatrice spagnola, ex tra le altre Futsal Florenza, Cagliari e Falconara, arrivata dall'esperienza Roldan in Spagna, finalista perdente lo scorso anno del campionato spagnolo. Si è provato poi sugli sviluppi del calcio d'angolo Vanin, senza fortuna con il pallone che è terminato direttamente in fallo laterale dal lato opposto, lanciata la palla da Tosetto senza fortuna. Ancora il CMB che recupera palla, attenzione a Tosetto ancora che cerca di andare in pressione su Tatti, che riesce a destreggiarsi e poi riesce a sviluppare bene la manovra il CMB con Vanin che si porta il pallone sul mancino, cerca il cross dentro, raso terra, non arriva nessuna compagna all'appuntamento con il pallone, con l'ottimo servizio da parte di Vanin. Tatti ha mantenuto sangue freddo sulla pressione di Evelyn Luana Tosetto, è riuscita a servire poi Marta, è riuscita a venire fuori dal pressing, dalla pressione, servendo poi Vanin che dopo un rapido scambio con una compagna ha saltato sull'esterno Maretti, senza però trovare nessuna compagna all'appuntamento con il pallone. Renatigna cerca di disorientare con una serie di giochi di gambe proprio Maretti, ancora Renatigna, ancora la 9, attenzione a Renatigna che calcia, palla fuori di pochissimo, in questo caso Zardini non era intervenuta, pallone fuori di un soffio grande. Altra bellissima azione da parte del CMB con Renatigna al debutto in stagione, non aveva giocato
la prima partita all'esordio al Pala Saponara di Salandra contro il Cagliari, nella prima giornata di sabato scorso in anticipo, prima giornata di questa Serie A Tesis, che poi tra novembre e dicembre conoscerà una lunga sosta per far spazio al primo mondiale di futsal femminile della storia, Pasig City, Manila, nelle Filippine, dal 21 novembre al 7 dicembre 2025. Ci sarà anche la nostra nazionale, la nazionale di Francesca Salvatore, inserita nel gruppo D con Brasile, Iran e Panama. Saranno quindi diverse giocatrici del nostro campionato, soprattutto sarà diversi derby nel match appunto contro il Brasile. Torniamo in cronaca, ci aveva provato l'audace con un'incursione da parte di Luana Putto, che poi va a spingere Tati, commette il fallo, ed è il primo fallo ravvisato dai due arbitri all'indirizzo appunto di giocatrici dell'Audace Verona. 16 minuti e 40 secondi al termine del primo tempo. Audace Verona 0, CMB Futsal Team 0 al Pala Lupa Tottina. 0-0 appunto il punteggio che conta, 1-1 quello delle irregolarità commesse. Il lancio da parte di Zardini, che cerca la neoentrata Melissa Barban, che ha sostituito rispetto allo starting five scelto da Rossi proprio la gemella. Restano invece sul parquet Puttov, Tosetto e Manetti, oltre ovviamente a Zardini tra i pali. Bello scambio cercato, tutto di prima, tra Tati Marta e Vanin, leggermente fuori misura però il servizio del 77 per la 2 dell'ex Roldan per l'ex Chapecó, stando alle ultime esperienze delle due giocatrici, quando stiamo per lasciare il quarto minuto e entrare nel quinto di questo primo tempo. Diciamo sempre 0-0 tra Audace Verona e CMB Futsal Team. Si destreggia molto bene Evelyn Luana Tosetto, torna indietro alla 77, gioca poi a Puttov in posizione di ultimo difendente, allarga bene poi Melissa Barban per Maretti, che cerca di restituirle il pallone, scusate, con Maretti, che poi però va fuori misura, un po' troppo lungo per la numero 9 rossonera, in uscita a proteggere il rinvio dal fondo di Biase. Renatigna sempre con la sua solita andatura ammaliante per avversari e grandi appassionati di questo sport. Ancora Vanin che cerca di rientrare sul destro, altra grande fuoriclasse, cerca un'altrettanto grande campionessa come Renatigna. Marta cerca anche lei di rientrare sul destro, si allunga troppo il pallone, interviene in un primo tempo Maretti, che poi si allunga la palla, che attenzione alla grande parata poi di Zardini con i piedi in spaccata sul mancino di Vanin, stretto sul primo palo. Litiga un po' con il pallone Maretti, in qualche modo lo stesso che giunge dalle parti di Tosetto. Barban gioca comunque, l'Audace che cerca di costruire palla a terra già dal basso, dai primi metri davanti alla porta di Zardini, in modo ammirevole nonostante la grande pressione, la grande intensità del pressing esercitato dalla formazione di Massimiliano Neri. Dicevamo Massimiliano Neri ex Falconara, formazione con cui ha vinto tutto, scudetto Futsal Women's European Champions nel 2022, oltre a 2 Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane, 2 volte panchina d'oro nel 2021-2022. Torniamo in cronaca con Marta, che guadagna la metà campo dell'Audace Verona, con poi il pallone verso Renatigna, che allarga però fuori misura per Vanin. Malinteso tra le due, palla troppo esterna da parte della 9 verso la 2, si esaurisce e sfuma una nuova occasione per il CMB, e poi però non riesce a ricostruire l'Audace Verona in modo costruttivo e efficace, con il pallone di Maretti di ritorno per Luana Puttov altrettanto fuori misura come quello in precedenza da Vanin da Renatigna a Vanin. Ancora scambio tra le due, tra la brasiliana naturalizzata italiana e la brasiliana anche di nazionale verde oro, entrata nel frattempo sul parquet al posto di Tosetto anche Ficetto, mentre nuovo avvicendamento tra le gemelle Barban scelto da Andrea Rossi, con nuovamente Natascia per Melissa e poi la stessa numero 26 che va in pressione positiva su Marta Peñalver Ramon, sporcandole il possesso e concedendo la rimessa laterale in zona difensiva. Battuta da Tati, che allarga per Federica Belli, anche per lei i primi secondi sul parquet. C'è la stessa ex Pescara che cerca la verticalizzazione per Marta, senza riuscire a raggiungerla però per il positivo intervento della difesa rossonera a metà strada tra
Natasha Barban e Ficetto, poi il suggerimento da parte di Maretti, si perde dunque in fallo laterale, un nuovo tentativo di costruzione da parte dell'Audace Verona. Siamo entrati da un secondo nel 7° minuto del primo tempo. 0-0 il palla Lupatotina. Renata verso Belli, Belli che si destreggia, allarga molto bene sulla destra per Tati, lungolinea per Renatigna con il tacco splendidamente per Tati. Tati che cerca di allargare per Belli, Belli non riesce a coordinarsi, si salva ancora l'Audace Verona. Splendido, straordinario scambio in velocità tra Tati e Renatigna con il tacco di ritorno per l'ex Pescara, che si incunea nella difesa rossonera, non riesce però a raggiungere sul secondo palo una liberissima Federica Belli, la raggiunge ormai troppo tardi dopo una serie di rimpalli, si salva con fatica, con estrema sofferenza, ma ce la fa l'Audace Verona a mantenere lo 0-0. Ion, anche lei appena entrata sul parquet, in questo momento per Neri ci sono Ion, Tati, Belli e Renatigna. Proprio lei a ricevere e è vincente la pressione di Natasha Barban, che non si fa saltare dalla numero 9. Oltre 300 gol in Italia in carriera, 160 nelle 3 stagioni, nelle ultime 3 stagioni al Bitonto, dal 2022 appunto alla scorsa estate al 2025. Attenzione al gran mancino ancora di Renatigna, ed è strepitoso l'intervento a mettere in corner da parte di Lucia Zardini. Grandissima conclusione, grandissima capacità di coordinazione da parte della 9 in maglia azzurra, che si è coordinata veramente in modo splendido, ha piegato il corpo per colpire in mezza rovesciata in volée, ricevendo direttamente la rimessa laterale. Ancora Renatigna con Belli che calcia però da posizione defilata senza inquadrare la porta, stretto verso il primo palo, troppo stretto però sul fondo. 12:57 da 3 secondi nell'8° minuto. Resiste l'Audace Verona. Zardini, bene Ficetto di prima la sponda verso Putov. Barban, Natasha per Maretti, non riesce ad uscire l'Audace Verona da qualche secondo, è aumentata ulteriormente rispetto a un livello comunque già molto alto e molto elevato il pressing della parte del CMB. Attenzione a Belli, Belli che scavalca Zardini e poi è Renatigna che calcia e trova il gol, il vantaggio all'8° minuto a legittimare una lunga fase di superiorità da parte del CMB. E dopo un rapido scambio ripetuto tra Renatigna e Belli sul traversa colpita dalla numero 11, Renatigna a calciare con la porta quasi sguarnita, con un paio di giocatrici rossonere sulla linea di porta che non sono riuscite ad evitare il primo gol stagionale, la prima presenza al debutto stagionale per Renatigna ad Amatti. All'8° minuto dunque in vantaggio il CMB di Massimiliano Neri sull'Audace Verona di Andrea Rossi, la rete appunto dell'ex Ternana, Futsal Florenza, Real Stat e Bitonto. Renatigna, è proprio lei che gioca a lungo per Belli, che riceve smista per Ion, che allarga sulla sinistra per Tati, su lei ad attenderla Tosetto, ancora indietro da Ion, cerchio del centrocampo, sulla destra proprio davanti alla panchina rossonera per Belli, ancora scambi tra le giocatrici lucane, il tentativo poi dalla media distanza da parte proprio di Roxy Ion. Tati in punta per Belli che le restituisce il pallone ed è ancora Zardini strepitosa a dire di no a Tati. Attenzione al pericolo, l'Audace che non riesce ad allontanare il pallone, ancora pressione difficilmente leggibile da parte dell'Audace Verona, da parte del CMB. C'è stato poi un fallo concesso per prolungata trattenuta da parte di Tosetto su Belli, ha già battuto il CMB, è tornato ad occupare stabilmente la metacampo rossonera. Palla in profondità da parte di Tosetto per la neoentrata Melissa Barban, che è tornata sul parquet al posto nuovamente della gemella. Mi sta facendo questo favore Andrea Rossi, così magari evito o rischio di confonderle meno frequentemente. Le due gemelle molto simili, Melissa e Natasha Barban, almeno stando al visuale dalla nostra postazione. La verticalizzazione proprio verso la 9 da parte di Putov e poi la stessa
Melissa Barban a terminare a terra sulla pressione, se non vado errato, da parte di Tati. È proprio Tati che va a cedere il posto a Vanin, che rientra a 11 minuti e 7 secondi dal termine del primo tempo. Audace Verona chiamata a reagire, chiamata quantomeno a portarsi con pericolosità, a provare ad impensierire la retroguardia CMB, provarsi con pericolosità dalle parti di Biase, per ora inoperosa. Ancora Renatigna, gioco di gambe, Renatigna verso Vanin, il pallone verso il secondo palo cercato dalle parti di Belli. Rientra doppio cambio anche per l'Audace Verona con l'ingresso di Beatrice Ferrari, altro nuovo arrivo della scorsa estate per la società rossonera, l'ex Boca Junior tra le altre. Ancora Renatigna, Vanin, Belli, ancora Renatigna, all'indietro ancora dall'ex Pescara Belli. Ion che cerca da posizione defilata, va a colpire il palo di sostegno, però quello dietro la porta esterno, ma una deviazione ravvisata da Piccolo fa sì che si riprenda con un calcio d'angolo dal lato destro del fronte offensivo azzurro, bianco-azzurro. E poi il rilancio di Biase fuori misura verso Renatigna, e quindi Zardini che può andare a rinviare a 10 minuti e 25 dal termine della prima frazione di gioco, quasi a metà di questo primo tempo, quarto di gara. Maretti fermata da Vanin, gioco di gambe ancora con Belli che le lascia il pallone, torna indietro da Valendino, anche per lei i primi secondi in campo, scambio con Ion ancora da 77. Il lancio molto bello di Renatigna per Belli, leggermente troppo lungo, va a desistere la giocatrice con la maglia numero 11, quindi a 9 minuti e 59 secondi dopo aver superato la metà del primo tempo da un secondo viene chiamato il primo time out, il primo break tecnico dalla panchina rossonera in questo match, con il CMB Futsal Team di Massimiliano Neri avanti 1-0 sull'Audace Verona, grazie alla rete realizzata da Renatigna al debutto in questa stagione dopo aver saltato la prima partita contro il Cagliari. La rete è segnata all'8° minuto dopo la traversa colpita da Belli, traversa colpita anche da Renatigna in precedenza. CMB più volte vicina alla rete del vantaggio prima appunto di suggellare, di legittimare la lunga fase di superiorità con la rete appunto della classe 93 ex Bitonto. Andiamo a dare un'occhiata al programma della seconda giornata della Serie A Tesis 2025-2026 che si è aperta ieri con il successo, con i successi esterni della Roma 5-2 nel derby sulla Lazio e del Falconara 6-2 sul Tiki Taka. Oggi alle 16 Audace Verona CMB e Cagliari Molfetta, mentre alle 15 era cominciato il match tra Kickoff e Montesilvano che, stando agli ultimi aggiornamenti, vede avanti 3-1 la formazione lombarda. Alle 17:30 chiuderà il quadro il derby pugliese tra Soccer Altamura e Bitonto. In questo momento in classifica abbiamo Falconara o Casa Falconara CMB e Women Roma 6 a punteggio pieno a guidare la graduatoria, anche se è ancora molto presto e ci sono ancora tante partite in ancora corso di svolgimento. Maretti controlla ma lascia lì poi il pallone, aveva già fatto un grande sforzo anche solo a raggiungere il pallone servitole da Tosetto. Belli, ancora Belli che calcia ancora con i piedi, con la punta del piede in controtempo a deviare in corner Lucia Zardini, molto brava a concedere quantomeno la battuta del corner al CMB dopo l'ennesima incursione da parte di Belli. Vanin larga per Valendino, in questo caso però non si intendono le due e deve rinunciare ad inseguire il pallone l'ex Pescara. Ficetto allarga molto bene per Maretti, altra buona intenzione applaudita dal pubblico di Fede Rossonera presente al Palla Lupatotina e anche dalla panchina rossonera in primis da Andrea Rossi. Palla però troppo lunga per l'ex Bagnolo. Ancora Renatigna che cerca la sovrapposizione ad incrociare da parte di Valendino, molto brava Tosetto, duello tra le due numero 77, Evelyn Luana Tosetto classe 2003 e Alessia Valendino classe 2002, diciamo di Tosetto ultimo innesto estivo della società del presidente Betteghella, ex stando al calcio a 5 Unidep Patobranco, per lei che invece aveva cominciato nel calcio a 11 con esperienze
nei prestigiosi settori giovanili di Corinthians e Palmeiras. Vanin riceve da Valendino, controlla, punta Ficetto, la salta all'interno, brava però la classe 2005 ex Irpinia e Lazio alla seconda stagione in rossonero a sporcarle il tentativo di dribbling. Ancora Renatigna che semina Tosetto, ci prova quantomeno, poi aiutata la brasiliana dalla connazionale Puttoff, che poi appunto sempre con l'aiuto di Tosetto va a guadagnare per l'Audace Verona una rimessa laterale utile anche a rifiatare. 8 minuti e 40 secondi. Puttoff lungo da Ficetto, spalle alla porta, controlla in qualche modo da Valendino e poi a contatto proprio Ficetto e Vanin. Un certo gap fisico, un mismatch tra le due, ma a terra in modo un po' brusco Ficetto, che però è aiutata sportivamente dall'avversario a rialzarsi. Sembra in grado di poter continuare la partita. 8:33, ancora lunga. E il punteggio per il momento, nonostante la netta supremazia quantomeno territoriale e di occasioni del CMB, è ancora in equilibrio. Renatigna, Audace comunque sempre sul pezzo, sempre pronta a reagire, sempre pronta a lottare su ogni pallone e a stare in partita. Valendino cerca di saltare Puttoff, che con i suoi soliti modi forti, sempre comunque più che regolari, va a difendere il possesso e a difendere il rinvio dal fondo operato in questo momento da Zardini. Bravissima Ficetto in mezzo a due, in mezzo a Marta e Vanin a difendere il pallone, poi con la suola Puttoff che cercava di servire Natasha Barban, palla leggermente troppo lunga, era intervenuta in ripiegamento difensivo. Lavoro prezioso da ambo i lati del campo per Renatigna. Attenzione a Maretti che si avventura in un tentativo di dribbling su Marta in una zona pericolosa del campo. La classe 92 le ruba il pallone e poi cercava di involarsi verso la porta, difesa da Zardini, fermata dalla difesa rossonera. Calcio, meglio rimessa laterale in favore del CMB. Attenzione a Marta vicino alla porta, Marta la difende, ci sono però le tre giocatrici rossonere, c'erano Melissa e Natasha Barban, Puttoff e poi anche Maretti. Non è riuscita a girarsi in un fazzoletto, appunto pressata da tre avversarie, Marta Peñalver Ramon, che appunto in Italia ha vissuto esperienze con Futsal Florenzia, Cagliari e Falconara, prima appunto di tornare nel paese natale per tornare in Spagna con l'ultima esperienza appunto tra le fila del Roldan. È stato un cartellino giallo all'indirizzo di un componente della panchina rossonera, se non vado errato proprio all'indirizzo di Andrea Rossi, il tecnico al secondo anno in rossonero, che si è meritato decisamente la riconferma da parte della società veronese dopo una splendida, anche dal punto di vista del gioco mostrato e della qualità del gioco mostrato la scorsa stagione, indipendentemente poi dai risultati, dai punti conquistati, anche se comunque l'obiettivo della salvezza è stato raggiunto in modo relativamente tranquillo, ma soprattutto più che meritato. Renatigna con l'esterno per Vanin, surplus, cerca di puntare Ficetto, le offre anche la possibilità di un blocco quasi cestistico Marta, e poi Vanin che prima va a sinistra, poi si porta nuovamente il pallone sul destro, calcia fuori misura. 6:57 da 3 secondi all'interno del 14° minuto di gioco al Pala Lupatotina. Audace Verona 0, CMB Futsal Team 1. La sta decidendo all'8° minuto Renatigna. Il lancio verso Melissa Barban, palla di difficile gestione. Ora in campo entrambe le gemelle Barban, se non vado errato, se non mi sto confondendo, per la prima volta assieme in questo match, assieme a Maretti e Puttoff. La palla per la strepitosa parata su Marta da parte di Zardini, boato, davvero un boato da parte del pubblico del Pala Lupatotina. Salutare il grande intervento del portiere classe 2007 sul tentativo a botta sicura da parte di Marta. Grande parata di Zardini sulla spagnola, vicina dunque al minuto numero 14, al 2-0, dopo un'ennesima grande iniziativa da parte di
Deborah Vanin. Renatigna verso Valendino, palla questa volta troppo lunga ed è proprio la numero 9 a cedere il posto a Tatti, che torna dunque sul parquet. Diversi avvicinamenti, diverse rotazioni da parte di Massimiliano Neri, che ha a disposizione un roster di tutto rispetto e soprattutto profondissimo, e dunque cerca di ruotare il più possibile le giocatrici di movimento a propria disposizione. E dunque grande occasione al minuto numero 14 per il CMB, formazione lucana di Massimiliano Neri, con la fuga sulla banda di sinistra, lato sinistro da parte di Vanin, la palla perfetta con i tempi, i giri giusti sul secondo palo verso Marta, che sopraggiungeva appunto sul secondo palo. Colpo, conclusione a botta sicura, è strepitosa davvero risposta di Zardini a negare il raddoppio al CMB. Ion, Vanin, questa volta palla sul destro, ancora Vanin, il blocco da parte di Tatti. Ion non riesce a coordinarsi, Tatti calcia, viene respinto e poi Vanin che torna sul pallone, serve direttamente dall'altra parte del campo di Biase. Le torna il pallone, ancora Vanin, fase di surplus sempre difficile da contenere la numero 2. Giocatrice letteralmente straordinaria, ancora Marta porta il pallone sul mancino e trova il 2-0, questa volta l'errore incredibile da parte di Zardini, che va a mancare la presa su un tentativo quasi di alleggerimento, quasi un cross più che un tiro in porta da parte di Marta, e dunque trova la rete numero 3 in stagione. Marta Peñalver Ramon al 15° minuto va a raddoppiare per il CMB, che trova il doppio vantaggio dunque su questo tentativo. Incredibile come Marta abbia segnato praticamente su questo tiro cross, su questo tentativo forse appunto più di servizio all'interno dell'area di porta per una compagna più che di conclusione verso lo specchio, con l'errore da parte di Zardini dopo aver appunto sbagliato, o meglio essersi vista murare la conclusione praticamente a botta sicura di poco fa, proprio dallo stesso estremo difensore rossonero. Comunque applaudito nuovamente dal pubblico del Palla Lupatotti, anche dalla propria panchina, per essere rincuorata e consolata dopo l'errore. È proprio Zardini ora che non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Palla verso Belli, che prova la conclusione al volo con il mancino. Marta all'indietro per Tatti. Ion, ancora Marta, bello il velo per Tatti, grande palla poi per lo spazio per Tatti, ha interrotto tutto. Bella comunque la trama da parte della formazione di Neri. Tatti allarga per Ion, Ion a spazio, Ion col destro, ancora verso Tatti, Tatti, splendida azione del CMB e la rete di Federica Belli al 16° minuto, 3-0. Grandissima, davvero grandissima azione del CMB, con il ripetuto scambio tra Tatti, Ion e Belli, e proprio la giocatrice con la maglia numero 11 ex Pescara a trovare al 16° minuto il 3-0 dopo le reti di Renatini e Tatti. Appunto Belli a fare 3-0, nulla da fare per l'Audace Verona, che sta comunque opponendo la propria grinta, la propria voglia, il proprio carattere, anche se contro questa squadra c'è ben poco da fare. È difficile anche l'avvio, l'inizio di calendario per l'Audace Verona, abbastanza sfortunata anche questo avvio di stagione, avendo trovato subito le campionesse d'Italia in carica. Attenzione al tentativo da parte di Natascia Barban, la deviazione di Bergamotta che stava per diventare insidiosa e letale per Di Biase, bravissima ad evitare il gol che poteva riaprire o quantomeno ridare un po' di speranza all'Audace Verona. Tatti centralmente per Ion, che torna indietro dalla entrata a Bergamotta, la cui deviazione stava per diventare molto insidiosa per Di Biase, bravissimo comunque ad evitare la rete dell'1-3 con un intervento di riflesso e anche di coordinazione per evitare che il pallone le potesse carambolare, rotolare sotto le gambe.
3 minuti e 21, rimessa laterale dopo un'ottima fase di pressing alto da parte della squadra di Rossi, proprio dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero. Ci ha provato dopo aver ricevuto da Natasha Barban Maretti, ancora Barban, la deviazione cercata da Tosetto, senza fortuna, ci prova Putto, fa la deviazione questa volta di Tatti con la schiena, con il numero 4 in bella vista, per un nuovo calcio d'angolo in favore dell'Audace Verona. Indietro Barban per Maretti, che calcia con il mancino di prima intenzione. Non deve intervenire Di Biase, che controlla il pallone scorrere sul fondo. Di Biase con le mani per Renatigna. Davvero splendida l'azione del 3-0 del CMB, con lo scambio Tatti, Ion Tatti, e praticamente a tu per tu con Zardini, la numero 4, classe 87, che invece di andare alla conclusione, intanto grande numero ancora di Tatti che allarga per Renatigna. Renatigna salta secco all'interno Natasha Barban, e poi è Tatti che guadagna e protegge la rimessa laterale sulla pressione di Maretti. Diciamo appunto con Tatti che con grande intelligenza, grande lucidità e grande qualità, anziché calciare praticamente da 2 metri dalla porta di Zardini, anziché calciare direttamente verso i pali, ha appoggiato per Belli, per la più semplice delle reti, e dunque prima rete in stagione anche per Federica Belli, classe 92 ex Kickoff e Montesilvano Pescara, uno dei tanti luccicanti nuovi innesti della società del presidente Rocco Auletta, che sta cercando, ha messo a disposizione di Massimiliano Neri un grande roster, una grande rosa per competere per la conquista dello scudetto. Attenzione a Barban che cerca da posizione defilatissima di calciare, o quantomeno di mettere in mezzo. Si lamenta infatti poi con le compagne che non ne hanno seguito l'azione. Pallone che quindi sfila per tutta l'area di porta davanti a Di Biase, perdendosi poi in fallo laterale dal lato opposto. Tatti evita l'intervento in pressing da parte di Evelyn Luana Tosetto. Bergamotta torna proprio dalla numero 4 che va da Renatigna, sempre dalla mattonella preferita, larga tutto per Belli, e Maretti molto brava a fermarla in calcio d'angolo. 110 secondi al termine della prima frazione di gioco, CMB ancora avanti e sempre sopra 3-0 nel punteggio. Il tentativo di Tatti verso Bergamotta va ad aiutarsi, rischiando un po' Tosetto con una spinta ai danni della numero 12, giocatrice lucana di nascita. Sono 2 le calcettiste lucane nel roster del CMB, appunto Di Biase, nativa di Salandra, classe 92, di Policoro invece classe 2000, Roberta Bergamotta. Belli, Tatti, 90 secondi, Tatti con l'esterno, scavalcando la difesa rossonera per Belli. Ancora Renatigna, il solito incedere con la palla, poi ancora per Tatti, va ad accerchiare la difesa rossonera il CMB. Renatigna evita Maretti, poi su di lei la pressione anche di Tosetto. Bergamotta, un po' di spazio, cerca ancora lo scambio con Renatigna, brava ad intervenire Melissa Barban, e ancora poi a lottare la rientrata sul parquet Beatrice Ferrari, classe 97. Bergamotta, Belli, ancora Bergamotta con Tatti che allarga tutto sulla sinistra per Renatigna, stavolta lontana dalla zona preferita, anche se è pericolosa in ogni punto del campo. E poi il tentativo, questa volta un po' velleitario da parte di Tatti, non esce benissimo il mancino. Redarguite poi da piccolo Ferrari e Belli. Tosetto molto bene verso Melissa Barban, che salta bene dopo il controllo sull'interno. Renatigna che si aiuta troppo vistosamente con le braccia, scaraventa a terra la giocatrice con la maglia numero 9 dell'Audace Verona, e dunque a 30 secondi esatti dal termine della prima frazione di gioco, terzo
fallo anche per il CMB, che appunto va a raggiungere in questo conto, nel conteggio appunto lo score dell'Audace Verona, 3 falli per parte. Diciamo di Beatrice Ferrari, nuova giocatrice entrata da poco sul parquet, ex Montecchio, VIP, Cus Padova e appunto ultima esperienza con la maglia del Boca Junior. Grande palla di Tosetto verso Maretti, Maretti cerca poi il suggerimento centrale verso Melissa Barban, l'intervento difensivo da parte di Federica Belli a mettere in calcio d'angolo. Si fa vedere l'Audace in questo tramonto della prima frazione di gioco. Maretti, calcio d'angolo in favore dell'Audace Verona, osserva il movimento delle compagne, cerca, è molto brava poi Belli ad incuniarsi tra Ferrari e Melissa Barban, va poi anche ad anticipare Zardini su di lei, poi però arriva l'intervento di Ferrari che va un po' a infilarsi in un imbuto e poi sulla pressione da parte di Renatini va anche a rischiare grosso, andando a ultimare la propria corsa, scivolando sul tavolo del cronometrista, il tavolo occupato oggi da Ignazio Crescenti della sezione di Vicenza. Finisce qui il primo tempo tra Audace Verona e CMB Futsal Team. Il punteggio vede avanti la formazione di Massimiliano Neri 3-0 con le reti realizzate da Renatigna all'8º, da Marta al 15° e Federica Belli al 16° minuto di gioco. Audace Verona che comunque sta opponendo le proprie armi ad un avversario decisamente superiore sulla carta e non solo, anche in campo. CMB davvero spettacolare in certe trame, in certe azioni appunto in corso di svolgimento. Dicevamo dunque del match in corso in questo momento anche tra Cagliari e Molfetta. Cagliari in vantaggio 2-1, mentre si sta per ultimare il match tra Kickoff e Montesilvano, con la Kickoff nettamente avanti 6-2 sulla formazione abruzzese. A tra poco per la ripresa, sempre qui, sempre dal Palla Lupa Totina, sempre sul canale YouTube ufficiale della divisione Calcio 5. A tra poco. Momentaneo 5-0 da parte di Deborah Vanin, primo gol di questa giornata per lei, che va a sommarsi alla tripletta realizzata al Cagliari. Quindi per il momento 4 reti per il CMB, sia per Vanin che per Marta, grazie alla doppietta odierna. 2 reti anche per Renatigna e 1 rete per Belli. Renatigna cerca di superare Puttoff, che le mette il pallone in fallo laterale. Un po' di scoramento sia in campo che sugli spalti del Palla Lupa Totina, che comunque per gran parte del primo tempo aveva, anzi per tutto il primo tempo aveva sostenuto a gran voce le proprie giocatrici, le giocatrici rossonere. Renatigna che cerca di mettere dentro da posizione praticamente impossibile defilata, e Zardini ad uscire e a fare suo il pallone. Natasha Barban, Puttoff cercano di scambiare le due, palla troppo lunga di ritorno verso la compagna con la maglia numero 26. Bel tocco di Renatigna, vince il contrasto Natasha Barban su Carpinetta, che però rotola in fallo laterale. L'ultimo tocco della classe 2002, diciamo entrambe le gemelle
Melissa e Natascia Barban, nate il 26 maggio 2002, neoacquisti dal Infinity Futsal Academy. Renatigna centralmente per Marta nello stretto verso Carpineta, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo dal lato destro del fronte offensivo lucano per appunto il CMB. 15 minuti e 6 secondi al quarto, questo primo quarto di ripresa. Marta questa volta non riesce ad impattare nel migliore dei modi il pallone, coordinandosi per calciare al volo senza però appunto indirizzare la traiettoria del tiro verso i pali della porta difesa da Zardini. Il lancio lungo di Maretti verso l'entrata Ficetto, è entrata anche Beatrice Ferrari, la maglia numero 8 per Audace Verona. È pronta in piedi a togliersi la pettorina anche Melissa Barban per andare a subentrare una compagna. La spinta forse troppo energica, sicuramente troppo energica per gli arbitri da parte di Tatti su Ficetto. Ricordiamo la terna arbitrale oggi al Palazzo Patotina. Martina Piccolo di Padova e Davide Copat di Pordenone sono i due direttori di gara. Al crono Ignazio Crescenti di Vicenza, ed è proprio Copat, se non vado errato, che ha fischiato il fallo di Tatti su Ficetto. Primo fallo di questa ripresa. 1-0 per il CMB il conto dei falli, 6-0 il punteggio che conta. Tre gol per tempo, anche se questa ripresa è ancora molto lunga. Maretti calcia, non trova la porta. Applausi comunque del pubblico del Palazzo Patotina a salutare e a riconoscere la qualità del piazzato da parte della 21 ex Sassuolo e Bagnolo. Palla che termina fuori di poco all'interno del cerchio di centrocampo, controlla male Belli sulla verticalizzazione bassa da parte di Tati, e poi ancora Copat che va a fischiare il fallo, il secondo fallo nel giro di pochi secondi. Questa volta però una giocatrice di casa, nella fattispecie a Luana Puttoff, per un fallo ai danni della connazionale Deborah Vanin. Tati allarga per Carpineta che restituisce il pallone a Vanin, cerchio non centrale ma zona centrale della metacampo difensiva. Tati ancora per Vanin, si alza su dell'impressione Ferrari. Vanin cerca di destreggiarsi il lungo scambio con il destro, poi verso il primo palo, palla fuori di poco. Sempre un piacere vederla giocare, questa giocatrice, con questo tentativo ripetuto. Ancora Barban, fermata da Vanin, questa volta irregolarmente. Sarà il cartellino giallo dopo quello estratto all'indirizzo di Andrea Rossi nel corso del primo tempo per protesta. Il primo giallo di campo, per così dire, se mi passate il termine. Il primo giallo per una giocatrice di movimento, con Vanin a finire sul taccuino dei cattivi. Primo cartellino giallo per questo fallo, anche abbastanza inutile, abbastanza insensato, su Melissa Barban. Calcio di punizione, lo batte Puttoff dal lato destro, tre quarti della metacampo offensiva rossonera, con Puttoff che recupera palla, Puttoff che calcia, deviazione di Belli in calcio d'angolo. Brava, coriacea, caparbia l'azione di Luana Puttoff, che dopo aver messo dentro il calcio di punizione è andata a recuperare in autonomia con pressing solitario il pallone, è andata a calciare in scivolata con il mancino. Deviazione di Belli, calcio d'angolo per l'Audace Verona. Calcio d'angolo battuto da Ferrari, ancora attenzione a Belli che può involarsi davanti a Zardini. Belli con lo scavetto, palla alta di poco sulla traversa. Altra occasione in ripartenza per il CMB, con l'Audace effettivamente troppo scoperta, anche un po' ingenuamente, direttamente dal corner a favore, con Di Biase che ha raccolto sulla battuta del corner da parte di Ferrari, ha semplicemente lanciato con le mani verso Belli, che aveva tutto lo specchio di porta, o meglio tutto il campo libero davanti alla porta di Zardini. Potuto andare a calciare, cercando di scavalcare Zardini con un morbido, pregevole tocco sotto, leggermente troppo potente. Non ha dosato nel migliore dei modi la potenza del proprio tocco.
che appunto è andato a scavalcare di poco la traversa, la trasversale della porta difesa dall'estremo difensore classe 2007. 13 minuti e 21 secondi. Riscalda anche Valentina Morosini, altra giocatrice classe 2005 della Under 19 rossonera. Under 19 che potrà ancora contare sull'allenatrice Arianna Pomposelli, che come giocatrice invece non fa più parte del team di Andrea Rossi. Ma giocherà per l'Infinity, società appunto da cui sono provenute in questa sessione di mercato Melissa e Natascia Barban. Ficetto cerca di controllare, a seguire sulla guardia di Tati, che le tocca il pallone, concede la rimessa laterale, battuta da Puttov centralmente per Melissa Barban, che controlla bene, cerca poi di infilarsi in mezzo a due avversarie. Una fase un po' confusa di diversi duelli molto intensi, con Belli che poi cerca di ripartire. Vanin centralmente a spezzare il raddoppio tra Puttov e Ficetto, e poi Vanin che dopo aver allargato sulla destra per Ion entra in rotta di collisione, va a colpire involontariamente, credo anche in modo del tutto fortuito, Ficetto. Non mi trova così d'accordo la decisione dell'arbitro Copat, sembra abbastanza fortuito e veniale il contatto tra Vanin e Ficetto, terminata a terra anche appunto per un certo mismatch fisico, e decisamente involontario il tocco ai suoi danni da parte di Vanin, che tra l'altro era in possesso palle, aveva appena ceduto il pallone a Ion, cercava di infilarsi, di correre verso la porta di Zardini per proporre il passaggio di ritorno alla compagna. Fiscato invece il terzo fallo, quello che è il terzo fallo in questa ripresa al CMB. 12 minuti e 20 al termine, 0-6 tra Audace Verona e CMB Futsal Team. Di Biase può controllare, raccogliere anche con le mani, perché l'ultimo tocco, l'ultima deviazione è stata rossonera. Renatigna, cerchio di centrocampo, allarga sulla sinistra per la numero 5, appena entrata sul parquet. Anzi scusate, attenzione a Belli che cerca lo scavetto ai danni di Zardini. Diciamo, scusate, prima in precedenza il giocatrice era Ion, che sì, effettivamente gioca con la maglia numero 7, ma se non vedo male porta sui pantaloncini il numero 5, e quindi mi ha un po' sorpreso Roxy Ion. Attenzione a Renatigna con l'esterno verso il tentativo di Valendino, che trova dunque il 7-0, campo aperto. Audace ormai scopertissima, e il tocco con l'esterno intelligente, illuminante da parte di Renatigna verso Valendino, di prima intenzione con il piattone destro sotto le gambe di Zardini. 0-7. Non siamo nemmeno a metà della seconda frazione di gioco, manca ancora 11:45. Puttov con una palla quasi inspiegabile verso la compagna. Zardini con le mani per Ficetto, cerchio di centrocampo, controlla e cede a Ferrari, viene fermata facilmente da Belli. Attenzione ancora a Renatigna ancora per Belli, che questa volta trova un po' strozzato il tentativo di pallonetto. Terzo tentativo di pallonetto ai danni di Zardini nel giro di pochi minuti per Belli. 2 volte fuori misura, 2 volte alto sulla traversa, e poi invece in questo caso con un tentativo forse un po' masticato, che ha saltato Zardini ma non ha raggiunto la porta. È stato quindi allontanato dalla difesa rossonera. 11 minuti esatti. Belli su di lei in attesa. Puttov all'indietro per Ion, che allarga per Renatigna. Gioco di gambe, pisata ad evitare l'intervento di Tosetto. Allarga nuovamente per Valendino, la giocatrice che ha realizzato poco fa la rete numero 7 e che invece in questo caso va a commettere il quarto fallo del CMB, che avanti 7-0 va quasi a rischiare di concedere un tiro libero all'Audace Verona. 4-1 a 10:48 dal termine il conto dei falli, mentre invece il punteggio dice 7-0, 3 reti nel primo tempo con Renatigna, Marta e Belli. Nella ripresa ancora Marta per la doppietta personale, ancora Renatigna, anche lei doppietta personale, in mezzo Vanin
per il 5-0 momentaneo, e poi Valendino a fare 7-0. Bella giocata di Natasha Barban a saltare secco Valendino, a mettere dentro per Ficetto senza riuscire però a raggiungerle. Poi Renatigna che cerca di superare proprio la 77 rossonera, guadagna la rimessa laterale ancora Tosetto dopo aver scambiato con Ficetto. A calciare, fermata da Ion, e poi da posizione defilata a cercare il tentativo Putov, nuovamente Natasha Barban senza fortuna, senza riuscire a raggiungere la porta di Biase, oggi praticamente mai impegnata seriamente dalle giocatrici rossonere. Cerca un dribbling in posizione pericolosa, in zona pericolosa, e poi Renatigna aveva cercato un dribbling pericoloso Tosetto, perdendo palla sulla pressione di Belli, e poi Renatigna calcia fuori misura con il mancino. Ficetto controlla e scambia con Barban, il cui controllo a seguire è un po' impreciso. Brava poi Putov a evitare, a non permettere a Renatigna di girarsi. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, nella seconda metà della seconda frazione di gioco. Marta, gioco di gambe, cerca lungolinea, serve Ion, molto brava ad evitare il tentativo di recupero difensivo da parte di Tosetto. Ancora Renatigna che cerca di saltare Putov, torna indietro da Marta, Valendino, ancora Ion, splendido scambio, grande parata questa volta di Zardini, splendida azione del CMB ancora a coinvolgere tutte le giocatrici di movimento, con la palla che passa da Renatigna a Ion, o meglio a Marta, poi Valendino, Ion Valendino. Bellissimo scambio nello stretto, gran destro della numero 77, vicino alla doppietta personale, grande parata questa volta di Zardini. Ancora la numero 77, tra le tante ex Pescara, sono diciamo dei 4 acquisti estivi, 3 sono dal Pescara in questa, o meglio dei 5 acquisti estivi, 3 sono stati dal Pescara in questa sessione di mercato estiva per la società del presidente Auletta, con appunto Valendino, Belli e Tati. Dal Roldan, squadra spagnola, invece Marta, e appunto dal Bitonto Renatigna. Altro neoacquisto dell'Audace Verona, però appena entrata in campo, appena rientrata, anzi entrata per la prima volta sul parquet, Federica Santi, anche lei ex Boca Junior e in precedenza anche ex Cuspadova, classe 95. Federica Santi, primi minuti anche per lei sul parquet oggi, giusto concedere spazio un po' a tutte in questa sfida che ormai dal punto di vista del risultato e dell'esito ha ben poco da dire, da raccontare. Valendino, zona defilata, zona laterale de Mancina, attenzione al Putov che rinvia praticamente su Renatigna, che serve perfettamente all'altezza del secondo palo Valendino, che con la porta praticamente spalancata davanti, a pochi passi, praticamente a 1 metro dalla porta, calcia sulla traversa. Se non ho perso il conto è il terzo legno colpito dalla formazione di neri, oltre ai 7 gol realizzati. Il lancio di Zardini non viene controllato da Santi. Ion, Renatigna all'indietro per Marta, che deve però tornare indietro, rincorrere il pallone in zona un po' insidiosa, delicata, con il tocco di Putov a sporcare il possesso e a concedere il rinvio del fondo, già operato da Angelica Di Biase. Marta, Ion, ancora per Marta, sempre Putov in pressione, altra il pressing, l'Audace Verona, con il CMB che però non si lascia irretire, anzi ora però va a perdere palla e a concederla, rimessa laterale proprio davanti alla panchina lucana per l'Audace Verona. Tosetto, Santi cerca di mettere dentro, nel primo tentativo viene fermata da Renatigna, poi recupera il possesso e cede all'indietro da Tosetto. Giro palla della formazione di Rossi con Morosini, Putov, ancora Morosini. Santi va a lottare con Renatigna, la più lesta a rialzarsi, è brava poi ad incunearsi tra due avversari, poi va a toccare fuori misura però verso Morosini, e dunque a 7-22 la rimessa laterale è per il CMB. Rientra al posto di Putov anche Beatrice Ferrari.
Renatigna ricevuto da Ion, va a scambiarsi la posizione con la compagna, gran palla di Valendino col tacco verso Marta, brava in questo caso Evelyn Luana Tosetto a anticipare la spagnola e ad evitare che potesse andare a calciare a rete per cercare l'8-0. Marta, Renatigna, larga per Valendino a lungo sul parquet in questa parte di match. Ion non riesce ad evitare che il pallone un po' fuori misura da parte di Marta possa carambolare oltre il rettangolo di gioco, e dunque rimessa laterale per l'Audace Verona. Tosetto, Ferrari all'indietro da Zardini, Morosini controlla in modo un po' difficoltoso Valendino. Renatigna lascia sul posto Santi, ancora Renatigna, si porta il pallone sul destro, brava Tosetto in scivolata a mettere il pallone in calcio d'angolo che andrà ad operare proprio Renatigna, palla verso Marta che calcia al volo col destro, stavolta pallone che si perde ben lontano dallo specchio della porta, difesa da Zardini. Andiamo a vedere un attimo i quintetti in campo al momento per rossi e neri. Per l'Audace Verona ci sono Zardini, Tosetto, Ferrari, Santi e Morosini. Dall'altra parte per il CMB Di Biase, Tatti, Marta, Renatigna e Bergamotta, che è appena rientrata proprio per Roxy Ion. Renatigna, Bergamotta, Tatti, ancora da Renata Adamatti, all'indietro per Tatti nuovamente, controllo un po' complicato, è la prima Di Biase a chiamarle di non recapitare il pallone, di non andare da lei con un retropassaggio, non potrebbe più toccare il pallone. Nel frattempo Marta che va a disturbare il tentativo di rapida battuta da parte di Tosetto e viene redarguita da Martina Piccolo. 5 minuti e 49 secondi, cambi in massa per Rossi. Neri reinserisce Vanin per Carpinita, se non vado errato, è proprio così. Restano Marta, Vanin, Tatti e Renatigna sul parquet, mentre invece persi cambi per l'Audace Verona, che prova anche con il portiere di movimento, prova il power play, più che altro per ragioni tattiche, per provarlo credo per il futuro, per le prossime partite. Maretti con la maglia bianca del portiere, che ora va a cedere nuovamente il posto a Zardini. Sul perché le due Barban, Natascia e Melissa, Puttoff e Evelyn Luana Tosetto, oltre a Zardini che continuerà, penso in questo finale, a darsi il cambio con Greta Maretti. Puttoff all'indietro da Tosetto, che con la porta libera da ultima difendente va a cercare un dribbling davvero avventuroso, rischiando molto sulla pressione di Marta. Rientra Zardini, esce Maretti, non è riuscita a costruire nulla in questo caso, in questo frangente l'Audace Verona in situazioni di power play. Tatti, Renatigna, ovviamente il quintetto di partenza, il quintetto titolare per Neri in questo momento. Il quintetto che ha cominciato la sfida anche a 4 minuti dal termine del match sul 7-0. Tatti per Renatigna, centralmente per Marta che le ritorna il pallone, ancora Renatigna, ancora verso Vanin, finta di tiro a disorientare l'avversaria, palla per Renatigna, 8-0. Grande giocata da parte di Vanin che ha mandato veramente fuori tempo, fuori giri Melissa Barban con una finta di tiro con il destro, si è portato il pallone sul mancino, ha guadagnato metri, campo verso la linea di fondo, ha messo poi un pallone perfetto verso il secondo palo, raso terra per l'8-0.
facile facile, a porta totalmente, completamente sguarnita da parte di Renatigna, che va a firmare la tripletta personale, miglior marcatrice di giornata, i primi 3 gol della sua stagione, che è cominciata oggi dopo aver saltato appunto il debutto contro il Cagliari di sabato scorso. Il tentativo di Natasha Barban allontana poi Marta, una zona dove non ci sono compagne, dove è Tosetto a raccogliere il pallone, a cederlo per Maretti, che va con le mani. Controllo impossibile per Melissa Barban, non riesce ad evitare il pallone esca dal campo. Rimessa per il CMB. Siamo entrati negli ultimi 4 minuti ancora di attesa del fischio finale per l'Audace Verona. Puttoff recupera regolarmente il pallone nel duello con Renatigna. Puttoff, bello scambio questa volta con Melissa Barban. Barban lotta con Tatti, che poi ritorna su di lei, le tocca il pallone in fallo laterale in prossimità del calcio d'angolo. Lo scambio comunque bel dai e vai tra Melissa Barban e Puttoff. Tosetto, Melissa Barban, ancora per Tosetto, poi Natasha Barban, Maretti, Puttoff allarga verso Maretti ancora, cerca ora l'Audace appunto di tenere un po' più a lungo il pallone, in modo anche appunto di provare qualche situazione anche che potrebbe tornare utile per il futuro. In condizioni di power play, di superiorità numerica 5 contro 4. Tosetto, Barban sbaglia il passaggio di ritorno, Natasha Barban sbaglia il passaggio di ritorno verso Tosetto, metà strada tra lei e la gemella Melissa. Marta, Renatigna, impressione in anticipo secco, impressione intensa Natasha Barban, a cui poi Copat chiede di rispettare la distanza per permettere la battuta della rimessa laterale a Marta. 150 secondi. Tatti, Vanin con l'esterno a far correre Renatigna sulla banda laterale di destra. Renatigna entra dentro il campo, cerca poi, serve dal lato opposto Marta, lato opposto anche per Vanin che calcia, centrale, ha parato Zardini. Melissa Barban prova a condurre la ripartenza e la transizione offensiva per l'Audace Verona, andando poi ad infrangersi però nel suo tentativo sempre su Deborah Vanin. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco. Vanin centralmente per l'inserimento di Tatti nel cuore della difesa rossonera, va poi a consolidare il possesso, a rallentare il ritmo, a congelarlo il CMB con Tatti, Vanin e Marta, piedi sapienti per tenere il pallone. Ancora Marta per Renatigna, Renatigna, gioco di gambe straordinario, giocatrice davvero strepitosa a disposizione dei neri in questa stagione. Sarà molto bello vederle giocare nel corso della stagione. Tatti, Vanin, dall'altro lato per Marta, centralmente per Renatigna, ancora Marta, ruota continuamente le proprie giocatrici CMB e poi Marta che va a calciare. 9-0, tripletta anche per la spagnola, fase di possesso infinita per il CMB con diversi secondi in possesso palla, continue rotazioni, continui cambi di posizione e tocchi da parte di tutte le giocatrici di movimento. Alla fine da Renatigna centralmente per Marta, difesa dell'Audace Verona totalmente disorientata, e 9-0 con la tripletta anche per la spagnola classe 92. Tripletta per lei, tripletta per Renatigna, reti poi di Vanin, Belli e Valendino. Andremo poi a ricapitolare tutto in sede di chiusura di commento. Tatti, Renatigna, ancora Tatti, ultimi
30 secondi di gioco. Tati verso Marta, cercherà probabilmente di congelare il possesso, invece sembra voler andare ancora ad attaccare il CMB. Tati ancora verso Renatigna, su di lei in attesa Ficcetto, ancora il tentativo da parte di Bergamotta, molto brava a servire all'indietro Marta. Tati ancora verso Bergamotta che di testa va a colpire il palo. Raro vedere conclusioni, tentativi e gol di testa in questo sport, eppure è andata vicina alla rete con un'incornata precisa Bergamotta su assist di Tati, andando a colpire il montante alla destra di Zardini. Quarto legno di giornata per il CMB, è stato un po' 9-0 e 4 legni. 4 secondi al termine, ci sarà il rinvio per Lucia Zardini, finirà probabilmente qui la gara, controlla Ficcetto e proprio con il pallone tra i piedi della classe 2005 finisce il match con la vittoria del CMB Futsal Team al Pala Patotina sull'Audace Verona per 9-0. Le reti nel primo tempo da parte di Renatigna, Marta e Belli, nella ripresa ancora Marta per la doppietta personale, Vanin, Renatigna, doppietta, Valendino e poi le triplette anche in rapida successione di Renatigna e Marta, quindi 3 gol per Renata Adamatti, 3 per Marta Peñalver Ramon e 1 a testa per Federica Belli, Deborah Vanin e Alessia Valendino. Con questa vittoria dunque il CMB Futsal Team, dopo la netta affermazione anche sul Cagliari 5-1 della prima giornata, sale a quota 6 punti, resta a 0 momentaneamente l'Audace, che però resta in attesa dell'esito del reclamo preannunciato per la sfida persa settimana scorsa 5-0 al Palla Badiali contro l'Ocasa Falconara. Io ringrazio ringrazio FP Video Production, scusate, e Filippo Piovesan per la regia, Alessandro Zamboni per le riprese. Vi ricordo il risultato finale qui al Pala Patotina, vittoria 9-0 del CMB Futsal Team sull'Audace Calcio a 5 Verona. Prossima giornata, la terza della Serie A Tesis 2025-2026, sabato prossimo 4 ottobre alle 17 Montesilvano Audace, entrambe le squadre che cercheranno di schiodarsi da quota 0 punti in classifica. Domenica 5 ottobre invece ore 16 il big match tra due squadre al contrario, a punteggio pieno, a 6 punti dopo 2 giornate, Women Roma CMB Futsal Team, seconda trasferta consecutiva per la squadra di Massimiliano Neri. Nuovamente un ringraziamento a Filippo Piovesan per la regia, Alessandro Zamboni per le riprese, un saluto e un ringraziamento per l'attenzione. A risentirci con i prossimi appuntamenti di Calcio a 5 da Giacomo Mozza.